Ci salutiamo nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona settimana a tutti voi, cari ragazzi, e anche ai miei colleghi professori. Ieri, nel Vangelo, Gesù ha ricevuto una domanda da parte dei farisei che volevano ancora una volta incastrarlo dopo che aveva chiuso la bocca ai loro contendenti, i Sadducei. Ascoltando quel Vangelo mi è tornata in mente una domanda che rivolgo spesso ai miei alunni in classe nel corso di religione. Ma qual è il più grande dei comandamenti? È la stessa cosa che chiedono i farisei a Gesù. Quando io rivolgo questa domanda a voi, mi sento rispondere in vario modo. Qualcuno dice non uccidere, qualcuno dice non rubare. Gesù condensa tutti i comandamenti in un unico grande invito, quello di amare, e risponde a coloro che lo interrogano dicendo: il più grande dei comandamenti è questo: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande e primo comandamento. E il secondo è simile a quello: amerai il tuo prossimo come te stesso. E conclude dicendo: da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Due comandamenti che in realtà sono uno solo, il comandamento dell'amore. Questo è il più grande dei comandamenti: amare. So che a molti di voi questa parola può sembrare vuota. Mi potreste dire: ma cosa vuol dire amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta l'anima? Semplicemente amarlo in pienezza, amarlo totalmente. Ma vedete, l'amore di Dio non si può sganciare dall'amore verso il prossimo, dall'amore verso il fratello. Santa Teresa del Bambin Gesù, Santa Teresa di Lisieux, nella sua biografia, Storia di un'anima, racconta che, appena entrata in monastero, lei sentiva il desiderio fortissimo di amare Dio, di essere tutta immersa nell'amore di Dio, ma non riusciva a capire che cosa questo volesse significare per lei. Poi cominciò a dover sopportare le compagne di monastero che avevano i loro difetti, che la infastidivano, a volte che la turbavano con i loro discorsi. Doveva sopportare i lavori che le venivano richiesti, i più umili, e tutto questo la infastidiva. Quando capì che l'amore di Dio passava attraverso l'accettazione di queste umili cose, di queste piccole testimonianze di amore verso la sorella antipatica, verso la madre superiora che le ordinava di lavare il pavimento o di portare fuori le immondizie, si sentì rasserenata e capì che amore vuol dire tutto. Ecco, cari ragazzi, quello che vi vorrei consegnare nella preghiera di questa settimana. L'amore è tutto. Traducete voi nella vostra vita, nella vostra esperienza anche a scuola, questo significato. L'amore è tutto. Portatelo con voi, portate con voi questa frase e cercate di realizzarla nella concretezza del vostro stare insieme. Da soli non ce la facciamo, abbiamo bisogno dell'aiuto dello Spirito, quello Spirito che ora vogliamo invocare come Spirito di amore. Lo chiediamo al Padre come dono per ciascuno di noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. In questa settimana, preparandoci alla grande festa di tutti i santi che celebreremo domenica 1 novembre, vogliamo pregare in modo speciale per Don Cesare,
che si prepara ad entrare nella sua nuova parrocchia. Lo accompagniamo con tanta simpatia e tanto affetto, soprattutto affidandolo a Gesù, buon pastore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona settimana a tutti voi.